La Proloco Vidorese organizza l'ultracentenaria Sagra di San Giuseppe a Vidor. Inaugurata sabato 18 alle 16 con il lancio dei palloncini biodegradabili, l'evento continua domenica 19 marzo, sabato 25 e domenica 26 marzo. La fiera è caratterizzata da enogastronomia locale, con spiedo, mercato in piazza, stand espositivi e un Luna Park con giostre per tutti. Noi siamo pronti, come vedi i posti sono già tantissimi occupati anche per questa sera. La novità quest'anno abbiamo con il nostro amico qua Ciccio della Stiva, diciamo, facciamo una mostra di macchine d'epoca. Questa è la novità di quest'anno. Noi, come vedete qua, basta solo che la gente arrivi e dia questa soddisfazione, perché la soddisfazione più grande sono la gente che arriva e che ci dà soddisfazione, perché noi abbiamo tutto pronto, sia Luna Park che mangiare qua in Proloco. Quindi appuntamento questo fine settimana e il prossimo? È il prossimo ci sono tutti i mercati di hobbisti, mercato di fiori, c'è la solita visita guidata giù in abbazia dalle 10 a mezzogiorno e niente, speriamo che il tempo ci aiuti. Ecco, qui alle mie spalle appunto ci sono i disegni dei bambini della scuola materna di Vidor in occasione della festa del papà, bellissimi perché appunto di loro ispirazione, quindi ne ho guardati alcuni veramente commoventi e anche bellissimi proprio da vedere, e quindi complimenti ai bambini della scuola materna. Poi la fiera di San Giuseppe ormai centenaria, quindi per domenica 19, proprio il giorno di San Giuseppe, che quest'anno cade di domenica. Il programma è quello che qui sul piazzale del Capitello ci sarà la classica ormai fiera con mercatini, e poi sempre lì al parcheggio del piazzale del Capitello la mostra delle auto storiche. Poi ci aspettiamo parecchia gente, parecchi fruitori a questa fiera, visto anche il tempo, questa sagra in pratica. Poi abbiamo un fornitissimo Luna Park, che anche questo sarà per la gioia dei ragazzi, ma non solo dei ragazzi, ma anche per gli adulti, credo, insomma, ecco. Poi per andare a domenica 26 ci sarà ovviamente la chiusura della piazza Zadra in fronte al municipio, proprio la piazza di Vidor, chiusura con la fiera dei fiori e delle piante, e con l'hobbistica e anche la mostra, in pratica ci saranno delle mostre delle associazioni locali che ha scopo di beneficenza, quindi che il ricavato andrà a scopo di beneficenza. Troviamo un prodotto già pronto, essendo appunto una fiera millenaria. Ci piace rimanere legati alla tradizione, portando però ogni anno anche un'innovazione. C'è stata l'anno scorso l'innovazione tecnologica, e quindi avevamo portato le e-bike, le auto elettriche, quindi un focus a tutto quello che è il rispetto dell'ambiente. Quest'anno abbiamo introdotto un'altra novità che riguarda invece l'esposizione di auto d'epoca. Vede quindi un'associazione locale, tra l'altro, perché è giusto dare lo spazio anche alle persone del nostro territorio, e ci sembra anche l'occasione giusta per poterli mettere in mostra. Quest'anno l'esposizione di auto d'epoca, che vede mezzi degli anni 60, 70, 80, e intorno a questi mezzi verrà creata anche un'isola con delle bancarelle che venderanno prodotti tipici, dall'outfit ai dischi a tutto quello che erano i prodotti tipici di quell'epoca. Per quale motivo un turista dovrebbe venire qua a Vidor? Non un motivo, ma tanti. Vidor offre tante occasioni, tanti scorci storici. Adesso siamo comunque comune cancello d'ingresso per il patrimonio UNESCO, e quindi ci stiamo anche attrezzando e lavorando per poter accogliere i turisti in questo senso. Invito a partecipare anche da tutto il territorio
che sia partecipata a questa fiera, perché ovviamente adesso si parte come gli anni precedenti alla pandemia, quindi siamo a tutta in pratica, e quindi benvenuti a tutti e ci aspettiamo una grande affluenza. Ovviamente voglio anche dire che lo stand della Proloco di Vidor, la Vidorese, è aperta, e quindi nelle varie serate ci saranno delle diverse specialità che comunque nei giorni nel programma è già ben definito, insomma.